Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Edizione del mattino, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con le notizie di cronaca. Ieri sera paura in pieno centro a Ronchis, comune della Riviera Friulana, per la caduta di calcinacci sulla sede stradale. Sul posto hanno operato la polizia locale di Latisana, i vigili del fuoco giunti da Codroipo e Udine, assieme ai volontari della squadra comunale della protezione civile. Per fortuna nessuna persona o mezzo in transito è rimasto coinvolto. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse nella tarda serata. L'immobile nei prossimi giorni sarà demolito in quanto pericolante. L'arteria a titolo precauzionale è stata transennata nel tratto interessato dal crollo fino alla conclusione dei lavori di demolizione. Ci spostiamo adesso nel vicino Veneto, per la precisione a Padova, per una notizia di cronaca. Prosegue l'attività di prevenzione antiterrorismo con il rimpatrio di un cittadino tunisino di 19 anni, RH, le sue iniziali, avvenuto in esecuzione di un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Padova. All'attenzione delle forze di polizia dal 2017, quando nella città del Santo, nell'ambito di una perquisizione per reati in materia di stupefacenti, furono trovati nel suo telefono cellulare video di propaganda jihadista con istruzioni per l'uso di esplosivi. Il 19enne era irregolare sul territorio nazionale. Autori di atti di autolesionismo, aveva avuto comportamenti violenti nei confronti degli agenti. Con il rimpatrio di RH salgono a 514 le espulsioni e allontanamenti per motivi di sicurezza dallo Stato eseguiti dal 2015 ad oggi, 53 dei quali solo nel 2020, cioè nell'anno in corso. Ora ci spostiamo però in Croazia, al confine tra Croazia e Slovenia, per un'altra notizia di cronaca, ai noi negativa nei confronti delle forze dell'ordine, perché ci sono 2 poliziotti e un carabiniere tra gli 8 arrestati per il furto di 150.000 euro in contanti durante un trasporto di valori in Croazia. Gli arresti sono stati eseguiti ieri sera al confine di polizia di Buja in Slovenia, da dove stavano tentando di rientrare in Italia in fuga dall'ex Repubblica Jugoslava. Arrestati sono stati tradotti al carcere di Zagabria. I 2 poliziotti presterebbero servizio nel napoletano, mentre il carabiniere in servizio nel casertano. È attesa la convalida questa mattina da parte della magistratura croata. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana con sede a Zagabria. Ora parliamo di cluster arredo casa, dunque settore economico, per dire che è possibile vendere mobili e oggetti d'arredo di elevata qualità attraverso uno schermo, senza interloquire con i clienti, agenti, rivenditori e senza mostrare il catalogo e illustrare i prodotti magari anche davanti a un caffè o un piacevole pranzo di lavoro. L'emergenza sanitaria ha costretto a cambiare le abitudini anche commerciali delle nostre aziende, che però davanti alla sfida di reinventarsi convertendosi a videoconferenze e chat non si sono di certo tirate indietro. Anzi, molte imprese del legno arredo del Friuli Venezia Giulia, riferisce il cluster Arredo Casa del comparto guidato da Franco Di Fonzo, hanno colto l'opportunità per aprirsi a nuovi scenari investendo su formazione e strumenti digitali. Lo attesta il boom di adesioni, oltre 60 aziende presenti anche dal vicino Veneto, al webinar gratuito Zoom, un ufficio in tasca, organizzato dal cluster in collaborazione con la piattaforma online, in cui si delineano i vantaggi della stessa e del lavoro agile. Pensate che dal 2005 a oggi il lavoro a distanza è cresciuto del 173% a livello globale e del 52% invece lavora da casa almeno una volta alla settimana. Ora parliamo del tempo e dunque andiamo a chiudere questa pagina informativa, come potete vedere anche dalla schermata, perché c'è un'allerta meteo a partire dalle 18 di oggi fino alle 24 del 6 dicembre prossimo.
Zona arancio su Friuli Venezia Giulia A e B, come riporta la tabella, per piogge molto intense, nevicate e vento forte previsto. Giallo invece su Friuli Venezia Giulia C e D per piogge intense, vento forte e acqua alta e mareggiata dalla giornata di domani. Dunque massima attenzione per quanto riguarda il meteo, le bizze bisogna stare attenti anche perché da un po' che non piove e abbiamo visto cosa è successo solo nella giornata di mercoledì con la leggera nevicata che ha interessato anche la pianura e la costa. Non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento nella giornata odierna per i live con i nostri appuntamenti in linea diretta friulitv.net e poi chiaramente per le varie edizioni dell'info friulitv.net. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.